Ecco, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso spontaneo. No, perché lo so che siete in tanti, però in tanti su anche a fumare, perché è ancora un orario. Grazie per questa prima puntata del salotto del 2018 qui alla Lab. Devo dire che non si poteva partire meglio per chi è proprio amante delle cose nuove, perché abbiamo tutta una serie di situazioni, come dire, inedite che verranno presentate questa sera qui al salotto, ma io voglio subito presentarvi l'ospitone che ho qui questa sera. Signore e signori, un grande applauso per Diego Perrone. Grazie. Non sapevo di essere l'ospitone, comunque sono contento di essere l'ospitone al salotto di Mao. Uno che ha la storia che c'hai tu, proprio con tutti, diciamo, anche la capacità quasi carsica di riuscire a fare musica, diciamo, in luoghi incredibili e poi apparire così, perché insomma, brevemente, io lo voglio ricordare, diciamo, dai Medusa, che era il tuo primo progetto. Sì, esatto, il primo progetto, i miei grandi amici di una vita, ancora adesso. Stasera ci verrai a presentare una cosa nuova, che è questo Impero del Male, una cosa un po' cinematografica, in mezzo a tante altre cose, tra cui anche Caparezza, che continui, come dire, a Sì, seguire. siamo in tournée attualmente, adesso riprendiamo tra una settimana, esatto. Adesso noi l'inquadratura sei un po' incappucciato, ma è anche l'impressione che vogliamo dare, perché entreremo un po' in questa atmosfera un po' da horror. Esatto, allora mi rimetto il cappuccio. Rimettiti il cappuccio. Ah, ecco, un bel fisco ci voleva, perché questo qui, diciamo, fantasma, sì, è il fantasma che arriva, ma è anche il fisco che deve annunciare quelli che saranno così gli ospiti di stasera, perché ci verranno a trovare niente un po' di meno, questa è la mia formula, diciamo, magica, che gli Psycho Killer. Facciamogli un applauso, sono tutti su, ma stanno arrivando. Poi ci saranno anche gli Zagara. E poi è un piacere per me questa sera avere un giovane cantautore così romantico. Signore e signori, un applauso anche per Fusaro. Venghi Fabrizio, venghi. Mentre lui si prepara, diciamo, io comincio a creare almeno dirvi da dove viene, perché arriva da un posto che credo che noi conosciamo bene, che è Settimo Torinese. Certo, conosciamo quella zona. Una zona, diciamo, zona periferica della città, uno se la immagina come una zona grigia, magari una zona industriale. Infatti è un po' così, però non dimentichiamoci che è una zona. Io ho un ricordo legato a un locale che secondo me anche tu conosci bene, che è il Miro, e soprattutto il suo leggendario proprietario Salvatore, che spero che ci sia ancora, che faccia ancora quel lavoro, perché secondo me lo faceva molto bene, ecco. Sì, è vero. Ho suonato tante volte, il Miro è stato quasi... ho preso tante volte la scossa io, figurati, per dirti proprio com'era, un posto così ruspante, elettrico, al microfono, quelle cose che te le ricordi sempre. Ma non è soltanto una città così industriale, è anche una città di grandi colori. Settimo, adesso ne scopriremo un colore, diciamo, un po' particolare, un colore, diciamo, magari un po' più passionale, perché è anche pronta l'inquadratura, e quindi dovresti essere anche pronto con la chitarra. Tu dici, se mi apri i microfoni, Mao, però io vi faccio sentire anche che sono bravo a suonare la chitarra. Adesso ci sei. Allora, benvenuto a Fusaro. Grazie. E, come dire, sei reduce da un concerto nella tua suoneria, perché la suoneria di Settimo hai suonato cos'è? 2 giorni fa. Esatto, dietro casa mia, erano 2 minuti di macchina, quindi comodo. 2 minuti di macchina, però poi tra 2 giorni invece ti toccherà aprire, diciamo, un altro concerto. No, è più avanti, è a marzo. A marzo, quindi hai tempo per prepararti, ma chi lo sa tra 2 giorni cosa farà, perché adesso sentirete soltanto chitarra e voce, almeno, diciamo, io ascoltarlo soltanto, diciamo, su YouTube mi sono emozionato. Vediamo dal vivo che cosa mi succederà. Se mi scappa una lacrima è anche un po' l'età, ma io direi comunque facciamogli un applauso, signore e signori, Fusaro. Grazie. Ma c'era ancora caldo sulla fronte ed una piega dei capelli sulla nuca. Non è ancora consapevole di quanto sia minata la sua strada. Un somaro e la sua calcolatrice, sulle spalle una carretta ed il suo pane. Non è ancora così lucido
da prendere di petto quella trave, su un binario che divide le cartine, congiunge le foreste con il letto della terra, si fa in un attimo, si fa in un attimo. Le sue bende e quei pesanti paraocchi riposti a terra con un calcio via di qui. Non è poi così confuso come può sembrare dal sorriso. Ah, una boccata d'aria fuori dalla sua trincea, scavata in fondo con le mani e l'immaginazione. È quasi folle, forse è l'unico rimedio, immaginarsi via di qui, via di qui. Oh, su un binario che divide le cartine, congiunge le foreste con il letto della terra, e ad ogni singola fermata il tempo di un rifornimento. Ubriaco di quell'aria, riscopre il mondo, si fa in un attimo, si fa in un attimo, si fa in un attimo. Grazie. Grazie mille. Bravissimo, bravissimo. Fusaro, questo come si intitolava questo brano? Questo era Il treno fischia ancora. Il treno fischia Esatto. ancora, che credo ci sia anche una versione su YouTube Esatto, disponibile. sì. Ed è il primo brano dell'EP, il primo EP. Del primo EP. Adesso che cosa ci fai ascoltare? 28 dicembre si chiama. 28 dicembre, una data particolare perché... Sì, è una storia particolare. Storia particolare, Racconto ascoltiamo che la canzone non dobbiamo rovinare, chiaramente come in un giallo il finale. Signore e signori, questo è il 28 dicembre, Fusaro qui al Salotto. Tra le ciglia di un cielo in tempesta ce n'è uno che brilla di più, e mentre cade finché tocca terra resta il lampo più bello che ho. Tornerò ancora qui tutti gli anni, finché giorni da vivere avrò. Marilisa, chi può biasimarti? Sono stupido io e non cambierò. Sono stupido io maldestro piromane brucio e sono il solito io. Quello duro di testa, rimango soltanto uno stupido io. Io maldestro piromane brucio ogni cosa che ho. Dio mio, un intero attimo di beatitudine. Dio mio, un intero attimo di beatitudine. Sembra tutto
punto più calmo qui in alto, dove l'angelo d'oro morì. Marilisa, sei solo un ricordo, ma sono stupido io e non ti scorderò. Sono stupido io maldestro, piromane, brucio e sono il solito io. Quello duro di testa, rimango soltanto uno stupido io maldestro, piromane, brucio ogni cosa che ho. Dio mio, un intero attimo di beatitudine. Dio mio, un intero attimo di beatitudine. Sono stupido io maldestro, piromane, brucio e sono stupido io maldestro, piromane, brucio e sono stupido io maldestro, piromane, brucio ogni cosa che ho. Dio mio, un intero attimo di beatitudine. Dio mio, un intero attimo di beatitudine. Sono stupido io che sogno la vita e poi vivo i ricordi che ho. Grazie. Grazie mille.